Ciao a tutti e bentrovati. Oggi preparo i scorighedos, dei dolci tipici di Nuoro in Sardegna. Ho messo in pentola 300 g di miele. Aspetto che si scaldi, dopodiché ci aggiungerò 300 g di farina di mandorle. Il miele, quando è caldo, diventa molto più liquido e ci siamo. Aggiungiamo i 300 g di farina di mandorle, aggiungo anche la scorza grattugiata di un limone, di un arancio, scusate, e proprio un pizzico di zafferano, non troppo perché altrimenti sa solo di zafferano, proprio appena una puntina. Mescoliamo bene. La scorza d'arancia nella ricetta originale deve essere quella secca in polvere. Si può preparare, io non ho avuto modo di prepararla prima e quindi anche quella fresca appena grattugiata va bene lo stesso. Lasciamo cuocere qualche minuto con comunque un fuoco basso, dopodiché spegniamo. Ho trasferito il ripieno dei scorighedos su un foglio di carta forno. Aspetto di riuscire a toccarlo con le mani perché è troppo caldo, per poi dargli forma. Un altro foglio di carta forno sul ripieno vado a stendere e cercare di ricavare un'altezza di circa 5 centimetri. Una volta che il ripieno è stato tirato, posso andare a coppare con delle formine, dei coppapasta a forma di cuore o comunque le forme che ci piacciono di più. Una volta create le forme, andiamo ad eliminare tutto l'eccesso e tutti questi ritagli dopo li rimpasto e li riutilizzo. Preparo il guscio esterno dei corighedos. Ho preparato 250 g di semola rimacinata di grano duro, 20 g di zucchero semolato, 20 g di strutto, un pizzico di sale e 120 g di acqua tiepida. Ora mescolo insieme sale, zucchero e acqua e faccio sciogliere. Verso l'acqua nella semola e inizio a impastare. Impasto bene sul tavolo da lavoro e man mano aggiungo anche lo strutto. E lavoro bene affinché si assorba completamente. Una volta che l'impasto è ben lavorato, lo copro bene e lo lascio riposare un quarto d'ora, 20 minuti. La pasta è pronta per essere tirata con una sfogliatrice. Ho preparato dei foglietti di carta forno dove andrò ad adagiare i pezzi di pasta che taglio e sistemo così sui fogli, perché così dopo non li sposterò più prima di andare in forno. Inizia la preparazione e decorazione vera e propria dei corighedos. Quindi con un cuore di ripieno vado a posizionarlo sulla sfoglia che ho tirato. Adesso copro con un'altra sfoglia e decoro.
I primi corrigedos sono pronti per andare in forno statico 150 gradi per circa 25-30 minuti. Non devono assolutamente cambiare colore. Ho colorato un po' di sfoglia con un colore gel rosso per alimenti e vado a creare qualche fiorellino. Ho preparato anche qualche fogliolina, ora vado a inserirla . Eccoli qua, i miei corrigedos sono pronti. Per la decorazione di questi bellissimi dolcetti ognuno deve sprigionare la propria fantasia. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Sotto in descrizione troverete tutti gli ingredienti e le dosi per preparare a casa questa meraviglia di dolcetti.